Buongiorno a tutti, la parola di oggi è timè, il prezzo della dignità. Possiamo dire che ci siano delle parole antiche che sembrano appartenere quasi ad un altro mondo e che invece appena iniziamo a guardarle davvero ci accorgiamo che continuano a parlare direttamente a noi. Una di queste parole è sicuramente timè. Noi la traduciamo con onore. In realtà il significato greco è molto più ricco, più sfumato, più denso, perché timè non riguarda solo il prestigio o la reputazione, ma riguarda anche il valore stesso di una persona, cioè il modo in cui questo valore viene riconosciuto dagli altri e soprattutto il modo in cui ciascuno percepisce la propria dignità. La parola deriva da un verbo greco che è tio, e significa onorare, stimare, attribuire del valore. E dalla stessa radice nasce anche la parola timema, cioè il prezzo, il valore economico di qualcosa. E questa è una cosa straordinaria, perché mostra quanto per i greci il concetto di valore materiale e di valore umano fossero profondamente intrecciati tra loro. Timè quindi è letteralmente il valore attribuito a qualcuno. Non si tratta solo di un orgoglio personale, si tratta del proprio posto nel mondo, del riconoscimento pubblico di ciò che si è. E forse proprio qui sta la distanza più grande, forse, rispetto alla sensibilità moderna. Per i greci l'identità non era mai completamente privata, esisteva sempre davanti agli altri, in una dimensione pubblica, in una comunità, dentro quindi uno sguardo collettivo. E per questo la perdita di timè non era una semplice umiliazione, ma diventava addirittura una ferita dell'esistenza. Naturalmente il primo esempio che ci può venire in mente è sempre quello di Achille nell'Iliade. Quando Agamennone gli sottrae Briseide, non gli sta solamente togliendo una donna, ma sta mettendo in discussione il suo valore davanti a tutti gli Achei. Gli sta dicendo implicitamente che il suo contributo non conta, o perlomeno non conta abbastanza, che la sua grandezza può essere ignorata. E infatti l'ira di Achille nasce proprio da qui, non da un capriccio, ma da una frattura identitaria. Achille sente che senza Timè la sua stessa esistenza perde il significato. Però il tema dell'onore attraversa tutta la cultura greca, ben oltre l'epica. Pensiamo anche ad Aiace. Dopo la morte di Achille, le sue armi vengono assegnate ad Ulisse e non al Telamonio. Per noi potrebbe sembrare solo una disputa simbolica, per Aiace invece è una distruzione della propria dignità pubblica. Non riesce a sopportare che il valore guerriero che ha incarnato per tutta la vita venga negato davanti alla comunità. Ed è significativo che la tragedia greca insista tanto su questo punto. Non basta cioè essere valorosi, ma bisogna anche essere riconosciuti come tali. L'onore quindi nel mondo antico non è solo interiore, ma vive nello spazio pubblico. Per questo diciamo che anche la polis costruisce continuamente forme di timè, magistrature, premi, posti d'onore durante le cerimonie, statue alla memoria pubblica e via dicendo. Tutta la vita politica greca è attraversata quindi dal bisogno di attribuire valore, riconoscere meriti, stabilire anche delle gerarchie simboliche. In fondo la società stessa si reggeva su questo equilibrio invisibile e questo tema continua a riflettersi anche nelle immagini. Nell'arte antica e medievale la dignità di una persona non veniva mostrata soltanto attraverso il volto, ma anche attraverso la postura, i gesti, gli abiti, la posizione occupata nello spazio. Basti guardare i grandi ritratti rinascimentali o magari le rappresentazioni dei sovrani. Il potere non è solo forza, ma è riconoscimento visibile del proprio valore, perché la timè è sempre legata allo sguardo degli altri. Ed è qui che il discorso diventa improvvisamente contemporaneo, ancora una volta, perché forse oggi la timè non è affatto scomparsa, ha semplicemente cambiato forma. Oggi viviamo in un'epoca in cui il riconoscimento passa continuamente attraverso l'esposizione pubblica, i social network, la reputazione digitale, i follower, i like, cioè tutto sembra costruito attorno al bisogno di essere visti, approvati e riconosciuti. Ma è qui che emerge una differenza fondamentale rispetto al mondo greco, nel senso che i greci sapevano distinguere tra valore e popolarità.
e noi facciamo un pochino più fatica. Allora rischiamo davvero di confondere la dignità con la visibilità. Molte opere contemporanee raccontano esattamente questo problema. Pensiamo a The Hunger Games. Qui in questo libro, e poi divenuto anche film, i protagonisti vivono in un sistema che trasforma le persone in spettacolo. Tutto dipende dall'immagine pubblica, dal consenso, dalla capacità di piacere agli altri. Eppure il cuore del film e del romanzo, chiaramente, è proprio la lotta per conservare una dignità umana all'interno di un meccanismo che riduce tutto all'intrattenimento. Lo stesso accade in Black Mirror, dove ad esempio il valore personale viene misurato attraverso punteggi sociali, approvazioni continue, reputazioni digitali e via dicendo. In molti episodi sembra quasi di assistere a una versione estrema e deformata della Timè antica. L'identità dipende interamente dallo sguardo esterno, ma quando il valore di una persona dipende solo dal giudizio degli altri, allora tutto diventa fragile. Ed è forse per questo che continuiamo ad essere colpiti dalle storie come quella del gladiatore. Il protagonista perde il potere, la famiglia, il ruolo sociale, però continua a difendere qualcosa che nessuno potrà mai sottrargli, cioè la propria dignità. Ed è significativo che ancora oggi le storie che ci emozionano di più siano spesso quelle in cui qualcuno rifiuta di tradire se stesso, anche quando sarebbe sicuramente molto più facile e conveniente farlo, perché la Timè alla fine ha sempre un prezzo. L'onore esiste solo quando c'è qualcosa che potremmo ottenere rinunciandovi ad altro. Altrimenti non vale nulla. E allora la domanda che i greci ci lasciano, e forse anche la più difficile, è questa: quanto vale ciò che siamo? E soprattutto, esiste ancora qualcosa che non siamo disposti a perdere nemmeno in cambio del successo o dell'approvazione o della convenienza? Forse è proprio qui che la Timè continua a parlarci. Grazie per avermi ascoltata e ci vediamo alla prossima puntata.